motori che rombano a tutta, la grande passione di Andrea, gli amici, c'erano tutti nella chiesa di Poianella di Bressanvido, i compagni di una vita, di scuola, di calcio, i colleghi di lavoro, gli insegnanti, mamma Daniela, papà Denis e il fratellino Lorenzo, tutti stretti per l'ultimo saluto allo studente del terzo anno dell'Istituto Alberghiero San Gaetano di Vicenza, rimasto vittima a soli 17 anni di un terribile incidente stradale a poche centinaia di metri da casa, la notte tra venerdì e sabato scorsi. Un'intera comunità sprofondata nel dolore per una perdita così grande, lacrime che non è riuscito a trattenere nemmeno Don Giovanni Sandonà, il parroco che ha concelebrato la messa. Un ragazzo che si stava affacciando all'età matura, capace di dimostrare però la sua serietà, la sua voglia di divertirsi, la sua volontà a orientarsi nella vita. Andrea, il nostro EU ha Dio. Ha Dio. Nelle sue mani ti mettiamo. Il suo sorriso, la sua capacità di farsi voler bene da tutti, il suo impegno a scuola, in casa, nello sport, come giocatore di pallone e allenatore dei pulcini della BP 93. E sono proprio gli amici che lo salutano. Il tuo viso sorridente e spensierato rimarrà sempre e per sempre una parte importante nei nostri cuori. Proteggici e guidaci da lassù. Ti vogliamo bene, i tuoi amici. E toccanti le parole nella lettera scritta al suo ragazzo dalla mamma Daniela. Grazie, perché in questi 17 anni ci hai riempito la vita di gioia, ci hai resi sempre orgogliosi di te fino alla fine. Grazie, perché tu vivevi la vita a 1000, vivevi per far rumore e guarda Andrea, stavolta di rumore ne hai fatto davvero tanto. Hai mosso un intero paese, tutti qui per te. In cielo i palloncini bianchi e rossi, tra la musica, il fragore dei motori e l'amore infinito per questo ragazzo strappato alla vita troppo presto.